Abbiamo a lungo parlato, quando era possibile votare, di come il Castello di Feltre fosse, tra i luoghi del cuore del FAI, il secondo più votato in Veneto. Ora una targa ne ricorda la partecipazione. Giornata importantissima oggi per Feltre, vediamo appunto questa targa che indica il fatto che il nostro castello è entrato a livello nazionale tra i luoghi del cuore del FAI. Abbiamo avuto l'onore della presenza del Presidente nazionale, ecco, questo ci fa ben sperare anche in quelle che sono le nostre progettazioni relativamente a questo sito, che è un sito identitario della città. La targa sancisce questo traguardo feltrino che con i suoi 22.300 voti ha fatto conquistare al Castello la 13ª posizione a livello nazionale tra i luoghi del cuore. Il Comune di Feltre ora presenterà un progetto al FAI su un bando che verrà valutato dal Nazionale. L'obiettivo è ottenere un finanziamento per continuarne la riqualificazione. Un grande traguardo per quello che è il luogo del cuore di tutti i feltrini, un luogo identitario e che noi come gruppo FAI di Feltre, tutto il nostro gruppo, qui con me Stefano lo può confermare, che ha veramente sposato questa causa come una delle cose più importanti che ci eravamo prefissi di fare come gruppo FAI.